motivazioni della sentenza di ergastolo per Filippo Turetta: non accettava l'autonomia di Giulia, l'esclusione dell'aggravante della crudeltà coltellata alla cieca perché Turetta era inesperto. Auto si schianta contro un tir, terribile incidente nel pomeriggio lungo la Romea a Codevigo, morti tutti e tre gli uomini che si trovavano nella vettura, il traffico in tilt. Ospite a Ring questa sera Chiara Giuliano, l'assessora di Dolo, che ha sventato un tentativo di stupro da parte di un 55enne. Dopo la mia testimonianza, racconta, altre donne hanno trovato il coraggio di denunciarlo. Da un piccolo episodio è scoppiata una rissa furibonda che da via De Amicis è arrivata in via Piave fino a provocarne la chiusura al traffico. Sul nuovo palazzetto dello sport di Venezia è stato posato un anello di 1650 quintali, la prima componente a copertura di una struttura che nel suo genere è per dimensioni tra le più grandi d'Europa. La Biennale Cinema assegna Leone d'Oro alla carriera al leggendario regista tedesco Werner Herzog, da Fitzcarraldo a Nosferatu fino a Grizzly Man, il poliedrico percorso di un visionario che ha raccontato il rapporto tra uomo e natura. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio come di consueto il martedì, il sondaggio politico. Vannacci, vice segretario della Lega, se volete rispondere di sì, se siete d'accordo, 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no, lo vedete in rosso, 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera Ring. Ed ora la cronaca. Depositate le motivazioni della sentenza di ergastolo a carico di Filippo Turetta. Non accettava l'autonomia di Giulia, l'esclusione dell'aggravante della crudeltà coltellate alla cieca perché Turetta era inesperto. Io soffrivo di questa cosa e volevo tornare insieme, lei non voleva e quindi non so, mi faceva arrabbiare che non volesse. Volevo che il nostro, non so, tra virgolette, il nostro destino fosse lo stesso per entrambi. Filippo Turetta non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise di Venezia nelle motivazioni della condanna all'ergastolo pronunciata il 3 dicembre scorso. A motivare la sentenza l'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abbietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato. Motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna. Con Filippo Giulia non voleva più stare, aveva voltato pagina e portava avanti la sua vita. La laurea era ormai prossima. Il sabato precedente, l'11 novembre 2023, il piano di Turetta, premeditato, ha brutalmente interrotto quel percorso. Ho ipotizzato questo piano, questa cosa, di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme, poi farle inevitabilmente del male e sì, togliere la vita. Ma le ammissioni di Turetta per i giudici che lo hanno condannato all'ergastolo sono state insufficienti. Il 23enne di Torreglia si è limitato ad ammettere solo le circostanze per le quali vi era già ampia prova in atti e anzi in più fasi ha apertamente mentito per nascondere gravi circostanze a suo carico, come emerge dalle intercettazioni delle conversazioni in carcere tra lui e i genitori. Di contro, i magistrati spiegano perché non è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltà. La dinamica dell'omicidio di Giulia non permette di desumere con certezza e al di là di ogni ragionevole dubbio che Filippo Turetta volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive. Il numero di coltellate, 75, non è sufficiente a provarlo. Non sarebbe stato un modo per infierire crudelmente o far scempio della vittima, ma conseguenza della inesperienza e della inabilità di Turetta, che a processo raccontava così quegli istanti. Io ricordo che avevo il coltello in mano, a un certo punto avevo solo il manico, quindi non so, in qualche modo deve essersi rotto, forse l'ho colpita,
Forse ho colpito il pavimento. Turetta ha colpito alla cieca fino a quando ha capito che Giulia era morta. Un'aggressione durata complessivamente 20 minuti, lasso di tempo durante il quale Giulia ha avuto la possibilità di percepire l'imminente morte. Ma del fatto che la prolungata agonia sia stata voluta da Turetta per far soffrire ulteriormente la ragazza, per i giudici non c'è prova. Un delitto dopo il quale il ragazzo ha tuttavia mantenuto lucidità e razionalità, dimostrata dalla chiara e innegabile volontà di nascondere il corpo in modo quantomeno da ritardarne il ritrovamento. Infine l'aggravante dello stalking, esclusa perché gli atti persecutori ebbero una cornice temporale circoscritta e non ingenerarono nella studentessa di Vigonovo uno stato di ansia, di paura per la sua incolumità. Ancora sangue lungo le strade del Veneto, 3 persone sono morte oggi pomeriggio lungo la Romea in provincia di Padova. Secondo una prima ricostruzione l'auto avrebbe tentato un sorpasso, il camion ha cercato di schivarla non riuscendoci. Le 3 vittime sono tutte residenti a Ferrara, mentre il camionista illeso è un 54enne di Giavera del Montello nel Trevigiano. La parte anteriore dell'auto ingoiata dalle lamiere del guardrail, quel che resta della Renault Scenic che si è trasformata in una gabbia mortale. L'ennesimo incidente stradale questo pomeriggio, poco dopo le 15, lungo la strada statale Romea all'altezza di Crosara di Codevigo. A perdere la vita 3 uomini che si trovavano a bordo della vettura. Sembra che l'auto che viaggiava in direzione Chioggia si sia scontrata frontalmente dopo una manovra azzardata contro un tir che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato talmente violento che la macchina è stata sbalzata contro il guardrail. A bordo c'erano 3 uomini di 67, 66 e 52 anni. I 2 sessantenni residenti in provincia di Ferrara sono morti sul colpo, mentre il 52enne è stato trasportato con l'elicottero in ospedale a Padova. Le sue condizioni però erano parse fin da subito disperate ed è deceduto poco dopo. Ferito leggermente il conducente del mezzo pesante. Sul posto è arrivata la polizia stradale di Pieve di Sacco per i rilievi e i carabinieri per deviare il traffico lungo le strade alternative. La dinamica dello schianto verrà chiarita dai rilievi, anche se sembra esserci all'origine un sorpasso. La viabilità lungo la Romea ha subito pesanti ripercussioni e si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Alle 14 i vigili del fuoco sono intervenuti a soccorso di una giovane donna rimasta ferita dopo che la sua vettura è uscita di strada finendo in un canale di Scolo in via Falcone Borsellino a Pianiga. Immediati soccorsi da parte del personale sanitario alla giovane conducente che era rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo del mezzo. La giovane trasportata in ospedale a seguito dell'incidente ha perso il controllo del proprio veicolo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine locali. Di sicuro c'è solo che si sono picchiati con enorme violenza, ma non c'è certezza sul perché in via Piavi sia scoppiata la furiosa rissa tra 2 africani, di cui uno a passeggio con la compagna e la figlia piccola. Secondo i testimoni del vicino centro islamico, alla base c'è stata una provocazione del padre di famiglia. Molta gente è uscita fuori per vedere quello che stava succedendo, anzi noi e anche altra gente, dopo si è creata una piccola folla, diciamo. Le strade hanno chiuso, poi sono intervenuti i carabinieri che a loro volta hanno cominciato a dare a quella persona nera lì che non riusciva ancora a sopprimere la sua rabbia perché poverino magari avrà subito un'ingiustizia senza motivo. Sono uscite di corsa a vedere cosa stesse succedendo in strada le persone che si trovavano dentro il centro islamico di via Piave, teatro dell'ultima parte di una furiosa rissa tra un tunisino che poco prima passeggiava con la compagna e la figlia piccola e un uomo di colore. Samrat Abdullah è tra coloro che hanno assistito a questo episodio di violenza e nelle ore seguenti, anche sentendo il vicinato, ha cercato di ricostruire cosa fosse accaduto. C'era questa persona di colore che era in bicicletta, che stava passando accanto a loro, quindi per strada, stava passando con la bicicletta. Poi il signore, cioè il marito di questa famiglia, gli spruzza in faccia qualcosa e lui non capisce come mai. Certo è che da un piccolo episodio è scoppiata una rissa furibonda che da via Edmondo de Amici si è arrivata in via Piave fino a provocarne la chiusura al traffico. Sia il tunisino, quell'uomo, e sia questa persona di colore si danno di santa ragione. Iniziano la rissa da quell'angolo lì e finiscono qua. Certo. Quindi lui prende le botte, anche le dà. E a un certo punto arrivano i militari, perché magari sono usciti da lì, perché c'era la zona militare,
e in 3 non riescono a fermare questa persona di colore perché continua a dire che non ha colpa. Cioè continua a dire che lui ha subito un torto. Entrambi gli uomini avevano addosso evidenti segni della lotta, racconta Samrat. Naturalmente spetta agli inquirenti chiarire i fatti nello specifico, ma è inevitabile che nel quartiere un fatto così violento abbia stimolato l'interesse dei residenti a capire cosa fosse successo. Mi è sembrato che una famiglia che cammina pacificamente viene aggredito da una persona malvagia di colore straniera senza motivo, però il motivo c'è. 2 denunce e un'espulsione dopo l'intervento della Polfere e dei lagunari dalla stazione Santa Lucia, dove era stata segnalata dal personale di un negozio la presenza molesta e aggressiva di 3 uomini. I 2 denunciati erano in possesso di numerosi involucri di cocaina e hashish e di alcuni oggetti atti ad offendere. Per il terzo, risultato irregolare, è stato disposto il decreto di espulsione con accompagnamento ad un centro di permanenza temporanea. Flash mob notturno di Fratelli d'Italia sul piazzale della stazione di Venezia per la sicurezza e in solidarietà alle forze dell'ordine. Secondo il partito, il decreto sicurezza darà presto buoni risultati. Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta. Le note dell'inno di Mameli riempiono il piazzale della stazione ferroviaria di Venezia. È un flash mob notturno degli iscritti dei circoli di Fratelli d'Italia di Venezia, Mestre e Lido Pellestrina per ringraziare le forze dell'ordine ed esprimergli vicinanza e riconoscenza per il loro sempre più complesso lavoro. Noi stiamo lavorando affinché sul territorio ci sia una sicurezza non solo percepita, ma sicurezza reale. Questo lo facciamo tutti i giorni, ma soprattutto grazie anche al decreto sicurezza. Uno dei punti nodali della questione sicurezza, sottolineato a volte dalle stesse forze dell'ordine, riguarda una certa inadeguatezza di alcune leggi nel reprimere i reati. Anche il termine baby gang è un termine sbagliato perché sono dei veri e propri criminali che vandalizzano le nostre città e mettono in sicurezza, tutto attaccato naturalmente, le nostre realtà, e quindi penso che il governo Meloni su questo stia facendo molto. Naturalmente i risultati si vedranno da qui a qualche mese. Al flash mob sono presenti anche i consiglieri comunali di Venezia. Aspettiamo fiduciosi, confidiamo appunto che nei prossimi mesi si possa vedere un miglioramento ulteriore alla situazione. Al rinnovo del Consiglio Comunale non manca molto e qui stasera si tratta un tema tradizionalmente forte in ogni campagna elettorale. Inseriamo di nuovo la sicurezza come nostro primo punto per la prossima campagna elettorale, perché la sicurezza è un bene sociale, è un bene primario, è un bene di cui devono godere tutti i cittadini della città. L'ultimo pensiero rimane comunque a tutti quegli uomini e donne in divisa che quotidianamente svolgono un mestiere estremamente impegnativo. Ogni giorno e ogni notte sono a presidio della nostra città, sulle nostre strade, sotto alle nostre case e davanti alle nostre attività commerciali, e quindi uno slogan potrebbe essere meno paura e più sicurezza. Il governo è al lavoro per riportare a casa Alberto Trentini, lo ha assicurato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di una telefonata ad Armanda Colusso, la madre del cooperante italiano originario del Lido che dal 15 novembre dell'anno scorso si trova detenuto in carcere a Caracas in Venezuela. Il contenuto del colloquio, confermato da fonti di Palazzo Chigi, è rimasto comunque riservato. Sul nuovo palazzetto dello sport di Venezia è stato posato un anello di 1650 quintali sollevato da 4 gru. È la prima componente a copertura di una struttura che nel suo genere è per dimensioni tra le più grandi d'Europa. Siamo entrati in esclusiva a visitare il cantiere. Che cosa avete posato oggi? Oggi abbiamo posato la prima parte della copertura di quello che sarà il palazzetto del basket multifunzionale, e da qui, dal cuore della copertura, partiremo poi con tutti il resto a raggiera delle reticolari che arriveranno al perimetro dove si appoggerà su delle colonne. Ci dà un po' di dati sull'anello, quanto pesa, quanto ci è voluto per tirarlo su? Beh, l'anello abbiamo iniziato a presiomarlo 2 settimane fa. È composto da circa 166 pezzi e ha un diametro di 19,5 metri. Pesa 1650 quintali e l'abbiamo sollevato nel giro di un paio d'ore. Siamo arrivati alla posizione finale, siamo riusciti a liberare le gru e adesso... Quanti ce ne sono così in Italia?
In Italia questa è unica nel suo genere, di palazzetti simili questo è un altro, sia in Italia sia in Europa. Una volta piazzato l'anello, che cosa succederà? Noi vediamo la prima parte della carpenteria che andrà a coprire tutto il palasport, di cui tutta la parte edile è stata seguita dalla mandataria del nostro raggruppamento CEV. Noi come MAIG abbiamo la copertura, la cupola che andrà a coprire l'intero stadio, e poi tutte le parti di impianti sia meccanici sia elettrici sono fatte da 2 aziende di Milano, la Gianni Benvenuto e la Milani. Ora noi abbiamo installato oggi, dopo 2 settimane di pressimaggio, il cuore di quello che sarà la copertura, e da qui andremo a montare pezzo per pezzo le varie reticolari che si appoggeranno a questo anello e al perimetro esterno, al tamburo esterno di colonna. Da qui vediamo che non ci sono però delle gradinate nel lato più basso, diciamo, come mai? Non ci sono ancora, ci saranno. Al momento abbiamo bisogno degli spazi vitali per poter montare e finire l'opera, e al livello 0, quello che sarà del campo proprio da basket o di altri eventi, ci saranno delle tribune retraibili che, a seconda dell'evento che sarà svolto in questa arena, saranno appunto o allungate per essere a ridosso del campo da basket, o altrimenti aperte e racchiuse vicino alle pareti. L'effetto dei dazi americani rompe anche nel congresso veneziano della CISL, ospite la segretaria nazionale Daniela Fumarola, secondo la quale l'unica via di uscita può essere attraverso un rafforzamento dell'Unione Europea. Purtroppo questa guerra scatena effetti devastanti. Noi abbiamo stimato che potrebbero esserci circa 60.000 lavoratori che perdono l'occupazione in un anno, e quindi non possiamo assolutamente permettercelo. Bisogna individuare misure che tengano insieme i lavoratori legati ai posti di lavoro e le imprese che possano continuare a realizzare i propri obiettivi. Da pochissimo eletta segretaria nazionale della CISL, Daniela Fumarola deve già affrontare una crisi importante. A Mestre, al congresso della CISL Venezia, inevitabilmente tiene banco il ciclone che si è abbattuto sulla nostra come sulle altre economie. Quello dei dazi americani è un cataclisma mondiale che non può essere risolto da soli, dice, ma solo attraverso l'Unione Europea. Un'Europa solidale, un'Europa responsabile, un'Europa che individua soluzioni importanti. Bisogna tenere insieme le ragioni del lavoro e quelle dell'impresa, quindi nessun posto di lavoro deve essere messo a rischio, nessuna impresa deve poter perdere la filiera, il proprio lavoro. Michele Zanocco intanto è stato riconfermato segretario generale della CISL di Venezia e lancia un altro allarme. Noi abbiamo un tasso di occupazione molto elevato, abbiamo un invecchiamento della popolazione altrettanto molto rapido che porterà ad uscire dal mercato del lavoro il 30% della popolazione della provincia di Venezia nel corso di pochi anni. Questo ci impone di dover trovare una soluzione per far arrivare nuove persone nel nostro territorio, pena il rischio non solo della crisi della sanità che conosciamo e della scuola, ma anche il rischio dell'industria che può portare ovviamente ad una decadenza dell'economia locale. C'è poi un argomento drammatico che non va dimenticato e che vede particolarmente coinvolti il Veneto e la provincia di Venezia. Stiamo mettendo in campo un 1° maggio sul tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, perché pensiamo che anche su questo bisogna assolutamente unire le forze, bisogna continuare a promuovere la cultura della sicurezza e della salute. Presentato un progetto speciale della Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, che avrà un proprio padiglione all'interno della Biennale di Architettura 2025. Dopo aver attraversato la lunga stagione in cui si dice salviamo Venezia, adesso è il momento in cui Venezia salva il resto del mondo, offrendo sé come modello. Intelligent Venice è il progetto speciale che la Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, presieduta da Renato Brunetta, porterà all'interno della prossima Biennale di Architettura 2025, un evento unico, una mostra all'interno di un padiglione dedicato che ospiterà le intelligenze di Venezia con 4 curatori di spicco: Benno Albert dell'Università IUAV di Venezia, Renato Brunetta, l'ex sindaco di Venezia e già ministro dei trasporti Paolo Costa e Pierpaolo Campostrini del consorzio Corilla. L'intelligenza che c'è a Venezia è una cosa molto
contemporanea, che guarda in maniera molto forte al futuro e che da qui può nascere, diciamo, degli esempi anche per le altre città. Ogni giorno nel centro storico di Venezia girano 223.000 persone, noi invece la leggiamo sempre in termini di 45.000 che dormono la notte. Bene, questo è un modo di intelligere Venezia, che questa mostra vuole aggiungere le altre cose che dice. La mostra, che sarà allestita negli spazi dell'Arsenale, è stata presentata a Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, alla presenza anche del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, vicepresidente della Biennale. Raccontare un rapporto della città con la laguna, non in senso di antitesi o tantomeno di distruzione, ma di cooperazione ai fini di mantenere un ambiente che ha fornito gli servizi ecosistemici alle società che via via si sono rappresentate nella città. È stato attribuito al regista tedesco Werner Herzog, autore di capolavori come Aghirre, Furore di Dio, Fitzcarraldo e Nosferatu, Principe della Notte, il Leone d'Oro alla carriera dell'82esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Sono profondamente onorato, ha dichiarato Herzog, di ricevere il Leone d'Oro alla carriera dalla Biennale di Venezia. Ho sempre cercato di essere un buon soldato del cinema e questo mi sembra una medaglia per il mio lavoro. Grazie. Ed era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.